adeguata che permetterà il 2645. Ecco, il ruolo del notaio nell'applicazione di questa riforma? Beh, il ruolo del notaio mi sembra che il legislatore in questo senso abbia accolto l'istanza del notariato perché vi fosse un ruolo, diciamo, primario da protagonista del notaio. Infatti la prima dei requisiti perché questi atti possano essere legittimamente ricevuti è la forma dell'atto pubblico e quindi il ricorso all'atto notarile. Io credo che questa scelta sia stata fatta perché il legislatore ha colto il ruolo del notaio di fronte a questa esigenza di cui parlavamo poc'anzi, un'esigenza molto forte che noi nei nostri studi viviamo quotidianamente, di genitori che hanno dei figli disabili o comunque dei congiunti disabili e che oltre a dover vivere nella quotidianità la difficoltà di dover gestire patrimonialmente e accudire il soggetto disabile, vivono nell'angoscia di premorire rispetto al soggetto disabile e quindi di non poter architettare in modo corretto il momento effettivamente del dopo di loro. Quindi il ricorso all'atto pubblico e quindi al notaio attraverso lo strumento principe della volontà negoziale, quello dell'atto pubblico con l'adeguamento all'ordinamento tipico dell'intervento notarile, mi sembra che sia una scelta importante del legislatore per permettere al notariato, ovviamente insieme alle altre professioni, di soddisfare nel migliore modo possibile questa esigenza che è certamente meritevole di grande tutela. Ok, grazie Alessandro Dragonetti. Abbiamo spiegato bene che la norma nasce per tutelare in primo luogo l'esigenza dei minori con disabilità gravi, ma può essere utilizzata, o una parte delle norme qui contenute possono essere utilizzate anche per risolvere un altro problema, quello di persone adulte che si preoccupano dell'eventualità di diventare a loro volta soggetti non più in grado di intendere e di volere, quindi di disporre autonomamente delle proprie cose, della propria vita. Ci sono strumenti all'interno di questa riforma che possono essere utilizzati anche in questo senso? Allora, sicuramente questa norma ci consente di avere un focus molto specifico sul problema della disabilità. La persona abile chiaramente non può usufruire di questa norma, però il fatto che questa norma citi il trust può sicuramente essere un elemento fondamentale, in quanto la persona può prevenire che qualora ci fossero delle situazioni di gravità che interessano la persona stessa, l'istituzione di un trust può essere il veicolo che gli consente, in quanto settlor e al tempo stesso beneficiario di quello che il trust avrà nel suo patrimonio, di poter beneficiare dei beni e quindi di tutto quello che è la consistenza economico-finanziaria per sopperire a una sua menomanza fisica. Sicuramente quindi il trust viene portato a rango primario come strumento giuridico per tutelare queste patologie e sicuramente viene anche un attimino rivalutato, perché negli ultimi 2-3 anni il trust ha come istituto giuridico subito una serie di attacchi che avevano principalmente una matrice fiscale che hanno un attimino opacizzato la sua, diciamo, validità. Quindi questa norma secondo me consente al trust, al di là di essere lo strumento giusto per un problema di questo tipo, ma consente al trust di rivitalizzarsi, perché negli ultimi anni ha avuto veramente delle sorti abbastanza delicate. Ho visto che il notaio Marcò assentiva a queste affermazioni, è d'accordo che con questa norma si finisce per ridare vita e comunque dare legittimità a un istituto che aveva destato qualche dubbio? Ma sicuramente sì, perché questa norma, come dicevamo poc'anzi, si staccherà inevitabilmente dal perimetro per il quale è stata immaginata, cioè il dopo di noi, perché, come dicevamo, libererà completamente qualunque dubbio, anche in particolare dei notai, di fronte a tutte quelle ritrosie, quelle preoccupazioni di fronte all'utilizzo del trust, come dicevamo all'inizio, specie l'utilizzo del trust quando il trust non è un trust opaco, non è un trust finalizzato a elusione fiscale o finalizzato a in qualche modo frodare o sottrarre il proprio patrimonio ad interessi di creditori che effettivamente meritano di essere tutelati, ma sarà di nuovo una nuova vita di un trust per quanto riguarda tutti quegli interessi meritevoli di tutela che non sono solo
la cura del soggetto disabile, ma che sono plurimi nella realtà di tutti i giorni, e quindi sicuramente l'avere un passaggio legislativo nel quale è certo e assodato che il trust, anche autodichiarato, quindi diciamo il trust anche nella sua massima espressione, nella quale il settlor e il trustee rappresentano la stessa persona, trova piena legittimità all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, rappresenta una grandissima novità per il sistema. Ecco, Loconte, il trust sarà il più utilizzato degli strumenti che qui sono stati rivisti e disciplinati in qualche modo? Direi assolutamente sì. Perché? Perché? Quali sono i vantaggi di questo strumento? Allora, perché il trust è uno splendido abito su misura che è possibile disegnare in funzione delle specifiche esigenze dei beneficiari e degli stessi disponenti. La polizza ti consente di utilizzare solo il denaro. Il trust invece lo puoi utilizzare per destinare sia immobili che denaro. Il vincolo di destinazione 2645 ter, benissimo, anche lui ti consente la destinazione, ma solo con riferimento all'immobile e non con riferimento al denaro. È evidente che chi ha situazioni particolari come quelle di cui stiamo parlando non ha un'esigenza legata a uno specifico bene, ma ha un'esigenza più ampia legata a un intero patrimonio. Io ho bisogno di avere una casa dove far abitare la persona meno fortunata, ho bisogno di una somma di denaro che sia destinata alle esigenze di quella persona, quindi di un gestore di quegli attivi che provveda a pagare chi accudisce la casa, chi accudisce la persona stessa. Quindi è evidente che c'è una composizione qualitativa variegata del patrimonio che impone o l'utilizzo congiunto di più strumenti oppure di utilizzare l'unico strumento che ti consente di avere appunto tutte le tipologie di patrimonio al suo interno. Il trust è bello per questo, perché è uno strumento di destinazione che è accessibile con riferimento a tutte le tipologie di beni. Teoricamente anche tutte le tipologie di diritti, quindi non soltanto beni. Io posso mettere in trust un mio diritto di credito futuro e quindi prevedere sin da ora che quando questo diritto di credito si realizzi e si monetizzi sia però sin da ora destinato alle esigenze di quella persona. Quindi siamo in presenza di un qualche cosa che non nasce nel nostro ordinamento perché nasce nel mondo anglosassone e nel mondo anglosassone si è sviluppato in una maniera rilevantissima. Io ricordo che una statistica, quindi la prendiamo come tutte le statistiche con tutte, con tutti i dubbi che ci possono essere, però questa statistica aveva rilevato come il 70% del patrimonio mondiale fa capo allo strumento giuridico trust. Beh, magari non sarà il 70, sarà l'80 piuttosto che il 60, ma stiamo parlando di numeri elevatissimi. E quindi questo a prescindere da situazioni di patologia come quella di cui stiamo parlando, ma stiamo parlando quindi di uno strumento che in maniera più ampia si pone come lo strumento principe per la gestione e la pianificazione dei patrimoni di famiglia. Dragonetti è d'accordo che il trust sarà il più utilizzato? Assolutamente sì, peraltro il trust secondo me ha due connotati essenziali. Il primo che ha una storia secolare, quindi il trust ha una storia da più di 700 anni e quindi il trust ha un suo case law molto importante, quindi diciamo che non ha nulla di innovativo dal punto di vista della sua applicabilità, ma in più il trust prevede dei sistemi di controllo molto molto fini e il controllo dello strumento è una delle condizioni essenziali per chi ci si affida. Io mi affido al trust nella misura in cui so che se chi viene preposto a fare certe cose è controllato e ci sarà qualcuno che verifichi che lui si comporta secondo le mie desiderata. Nella misura in cui ciò non dovesse accadere c'è lo strumento per revocare chi è stato indicato come gestore e metterne un altro. Gli altri strumenti che possono essere usati non hanno questo rigore nel controllo che secondo me è un elemento fondamentale da parte di chi decide di mettere il patrimonio in trust. Ma notaio Marco, mi veniva